L'Istituto Comprensivo Anna Frank di Agrigento ha aderito anche quest'anno alla Giornata Nazionale della Legalità di oggi, 23 maggio, giorno del 28° anniversario della strage mafiosa di Capaci, che nel 92 costò la vita al giudice Falcone e alla moglie Morvillo, magistrato anche lei, e agli agenti di scorta Rocco Di Cillo, Montinaro e Vito Schifani, promuovendo una serie di iniziative didattiche e culturali mediante la didattica a distanza. Gli alunni dell'Anna Frank, infatti, in collegamento con i loro docenti, hanno avuto modo di presentare gli elaborati e i prodotti multimediali, cui hanno contribuito in un contesto certamente inedito e innovativo, come quello della classe virtuale, ma non per questo meno efficace sotto il profilo educativo. Come Istituto Comprensivo Anna Frank, già dall'inizio dell'anno avevamo deciso di dedicare 4 momenti di riflessione unitaria come Istituto Comprensivo a tematiche trasversali legate all'educazione civica, all'educazione alla cittadinanza. Il tema dei diritti, il tema della giornata della memoria, la giornata della memoria e dell'impegno contro le mafie e la giornata della legalità. È arrivato questo appuntamento e nonostante la didattica a distanza, i docenti si sono impegnati per dare seguito all'impegno assunto nel piano triennale dell'offerta formativa e a quanto concordato in sede di collegio docenti. I docenti hanno coinvolto i bambini, hanno coinvolto le famiglie e hanno fatto riflettere i loro alunni, certamente in maniera adeguata all'età di ciascuno, bambini di scuola dell'infanzia, di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado, facendo in modo che questo appuntamento non passi inosservato. Il 23 di maggio per noi è una data molto significativa, per noi siciliani e lo è per tutto il paese. Credo che far crescere i bambini con la consapevolezza che certe situazioni non devono accadere, che bisogna tenere alta la vigilanza, bisogna avere una coscienza improntata al tema della legalità, credo che sia molto importante come contributo formativo ed educativo alle nuove generazioni. Cosa è previsto? Vabbè, questa la taglio, scusa. Nel programma come si svolge sostanzialmente? Non c'è un programma, cioè nell'ambito della... Noi considera che noi il sabato siamo chiusi come attività didattica. Abbiamo voluto inserire la giornata di sabato 23 maggio come giornata di attività didattica a tutti gli effetti perché non abbiamo voluto mancare questo appuntamento. I docenti nell'ambito della loro attività didattica hanno fatto in modo che i bambini e i ragazzi fossero coinvolti in attività di ricerca, di esplorazione, di scoperta, di analisi, di riflessione su quelle che sono le tematiche legate alla legalità. Quindi hanno fatto in modo di far capire che vivere in un contesto sociale significa esercitare diritti, ma anche ottemperare a dei doveri